Stanno arrivando ora le due squadre sul terreno di gioco del Francesco Baracca. Ora qualche minuto al calcio d'inizio. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Giacomo Pasquetto della sezione di Crema, alla 12ª partita in Serie D. Primo assistente Alessandro Ceci della sezione di Frosinone, l'altro è Marco Bosco della sezione di Roma 2. Lui che ha terminato l'anno scorso la carriera da giocatore proprio con la maglia del Treviso. Pallone che spiove in area di rigore, tentato un colpo di testa, parata facile. Compagno non riesce però a sfondare il Mestre e poi la conclusione di Bangal improvvisa. Va avanti la squadra di Perticone con il gol dell'attaccante mozambicano 1-0. Appena 5 minuti di gioco. L'uomo del momento del Mestre sblocca il derby del Terraglio con un gran destro. Con il destro Paolo Beltrame. Parte il numero 21, il cross che spiove in area, tocca per un attimo Bangal, poi la conclusione. Cercato Bangal dal lancio lungo di Marcandella, Bangal fa girare, attenzione a Piantoni che arriva a controllare in area, Piantoni con il destro debole, evita abusato, avanza poi con il mancino, cerca la verticale per la velocità di Sanat, Fara Pegoli. Arriva ora il calcio d'angolo, pallone in area, respinge il Treviso, poi la conclusione tentata da Trovade. Avvicina proprio Sanat, il pallone però per Marcandella. Sanat per un attimo, Marcandella in area, Veronica, Marcandella col destro, Mangiaracina respinge, poi Trovade al limite. Controllo, si libera bene del pallone allargando a sinistra per Grosu, attaccato da Piantoni, Grosu respinto il suo mancino in verticale, poi Piantoni riesce a passargli davanti, subentra anche Marcandella che penetra in area, dentro Bangal e Mangiaracina nega la doppietta personale a Faisal Bangal. Grande parata di Mangiaracina dall'angolo, il colpo di testa sbampato, vuole andare in avanti però Brigati trova il movimento sulla tre quarti di un compagno, quindi il cross dentro, attenzione Aliu in area, Aliu rimpallato il suo destro, miracolo difensivo di Marco Soprano a un passo dal gol dell'1-1 il Treviso. Romano a battere il calcio di punizione, servizio a sinistra per Marcandella che rientra sul destro, prova il cross, Mangiaracina, secondo palo poi con un effetto, per poco non è stato sorpreso dal pallone, altro colpo di testa dentro il palo e poi il gol del Mestre che raddoppia con il tap-in ravvicinato 2-0 per gli arancioneri che vanno a esultare sotto lo spicchio dei loro tifosi. Qui il cross di Trovade, il colpo di testa che finisce sul palo e quindi il tap-in vincente. Galla viene bene incontro, la spizzata per Sanat che si impegna, in qualche modo va via smappato Sanat con l'esterno dentro da Marcandella, Brigati in anticipo, Viero. Cercare il movimento di Posocco che prova a disturbare il disimpegno del Mestre, Aliu in area. Lavora ancora spalla alla porta a Bangal, trova una buona sponda per Romano. Trovade sulla tre quarti, Trovade può andare a destra, è salito da quella parte Sanat, anche Piantoni in area. Sanat va sul mancino e calcia in porta. L'azione si è distesa con il tocco di Romano per Trovade, attenzione in area al Mestre, Trovade controlla. Pressing, può ragionare sul da farsi il 25 che va al lancio lungo, Aliu, sponda di testa per il movimento di Artioli della retroguardia del Treviso, Bangal con la sponda precisa, Marcandella può puntare al limite, salito a sinistra Lattuchella in area, Lattuchella ancora una volta ad anticipare Turchetta, quindi attenzione a Bangal adesso, Bangal cerca la porta, Mangiaracina deve concedere il calcio d'angolo al Mestre, sembrava un tiro innocuo quello del mozambicano. Trovade al limite dell'area in due sulla tre quarti, il cross che arriva adesso dentro per la conclusione di Soprano, colpito al volo con il destro trovando la parata di Mangiaracina. Qui attenzione ancora il Mestre in area di rigore, Sanat si gira, Sanat prova a far girare il destro, Lattuchella ancora per Melchiorri e di prima va a cercare il movimento di Arrondini, attenzione Turchetta prova ad avventurarsi dei biancocelesti mentre si avvicina un risultato pesantissimo per il Mestre che vorrebbe accorciare sulla zona playoff, attenzione in area di rigore a Valenti, proprio Valenti dal corner, pallone tagliato verso il cuore dell'area, respinge Capitan Soprano, poi il mancino tentato da Brigati, il rilancio
di Cortese, arriva puntuale il triplice fischio di Giacomo Pasquetto, finisce qui al Francesco Baracca di Mestre, gli arancioneri di Romano Perticone si aggiudicano il derby del Terraglio, battono 2-0 il Treviso di Carmine Parlato, dunque inizia